Amici di Sportissimi, buon pomeriggio, un saluto dal vostro caro Marco Genduso, pronto per commentarvi la gara numero 12 del campionato di Serie C1 Girone A che vede scendere in campo Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Vediamo subito i tre di Toedica, il signore Salvatore Crapanzano della sezione di Agrigento, Tullio Graziano di Palermo e Gabriele Salvatore Oliveri della sezione di Palermo che completerà questo trio arbitrale facendo il crono. Nel frattempo il solito giochino che noi facciamo del quintetto iniziale oggi è un po' spoilerato perché vediamo già la formazione di Mister Gentile dal primo, quindi ricordiamo le assenze di Chinnici e Gennaro, due che solitamente partono dal primo minuto, e partono però invece adesso titolari San Martino Trepari, Lopez, Di Chiara, Sujon e La Fiora. Dobbiamo anche essere sinceri, solitamente noi facciamo questo giochino, io avrei detto sinceramente gli stessi con il dubbio Lopez Corsino, era un po' questo il dubbio che avevo fino all'ultimo, ma è stato così sciolto da Mister Gentile che dunque fa scendere in campo Lorenzo Lopez, nonché allenatore dell'Under 19, così come Ali Sujon, che invece lo vediamo qui palleggiare con il pallone, lasciandolo poi a Capitan Vito La Fiora. Nel frattempo vi mostriamo il nostro tabellino, poi ricordiamo sempre che il tempo effettivo, di conseguenza ci sarà veramente tanto da giocare. Nel frattempo dall'altra parte vediamo la grassa di Cobono e Cernigliaro con Di Modica e Calì. Questo il quintetto della formazione ospite bianco-blu, insomma due squadre che si sono sempre date battaglia in campo dalla Serie D fino alla C1, insomma questa è la prima volta che si affrontano in C1, ma sono due squadre che hanno sempre fatto tantissimo bene in ogni loro partita. Al momento lo storico vede 3 vittorie per il Palermo, 2 vittorie per l'Oratorio San Vincenzo. Tra l'altro l'Oratorio San Vincenzo che ha vinto le sue 2 partite contro il Palermo, entrambe in questo campo. Piccolo aneddoto, insomma, per ricordarvi anche queste cose. Nel frattempo si perde un po' di tempo, anche se sembra essere tutto ok, con il signor Crapanzano che sta guardando il signor Tullio Graziano, fischietto in bocca, e poi inizierà anche la sfida con il primo tocco di La Fiora verso Lopez. Sujon nel frattempo inizia la telecronaca nostra, inizia anche la telecronaca di Peppe Carello, che invece è uno dei giocatori più rappresentativi del Palermo Futsal Club, perché lui ha giocato fin dall'inizio, dalla primissima stagione in maglia Palermo, ottenendo anche la promozione dalla D alla C2 e dalla C2 alla C1. Insomma, Calì ha fatto veramente, possiamo dire, la storia di questo club. Adesso però è passato ai bianco-blu, giocando anche un'ottima stagione, perché Oratorio San Vincenzo al momento al quinto posto. Potremmo dire una sorpresa di questo campionato, ma chiaramente noi che lo conosciamo da diversi anni questa realtà sappiamo che non è proprio una sorpresa, perché è veramente una gran bella squadra. La Fiora va ad anticipare, diciamo, è sì una sorpresa, però non troppo forse. Cernigliaro, la grassa di Modica, Cernigliaro oggi senza il fratello che invece è squalificato, non è l'unico squalificato oggi. Cernigliaro dopo il lavoro di Riccobono che aveva dato subito fastidio a Sujon. Di Modica, ancora Cernigliaro, la controlla con Di Chiara, dagli fastidio. La grassa la porta con la suola, c'è Lopez molto in avanti, così come Sujon. Vediamo un Palermo che accetta la pressione alta. Lopez si fa vedere Di Chiara, riceve il pallone adesso, accorcia Sujon. Di Chiara 1-2, forse un po' troppo forzato. Di Modica, gran palla per Cernigliaro, leggermente troppo profondo però questo tocco, e dunque sarà rimessa laterale, zona comunque difensiva per il Palermo con Sujon e Lopez che sicuramente andranno ad iniziare questa azione. I due mister dell'Under 19, Under 19 che ha vinto in settimana contro la Merlo Calcio 5 nel match contro i Parietà 6-4, e infatti tra i giocatori presenti oggi in distinta sono ben 2 giocatori dell'Under 19, ovvero Peppe Megna e Ruggero Meli. Tanto
Lopez va giù, calcio di punizione, fallo. Lopez si prende un calcio di punizione quasi un po' da calcio a 11. Dicevamo, Megna e Meli sono stati tra i protagonisti della vittoria, soprattutto Meli che ha realizzato ben 3 reti, per un'altra che diciamo che ha influenzato abbastanza perché è stato un autogol, ma è stata sua la palla messa in mezzo, quindi potremmo dire un 3+1 come gol per Ruggero Meli, che oggi quindi fa il suo esordio in maglia Palermo. Vedremo se scenderà in campo, vedremo se mister Gentile gli darà questa possibilità di farsi notare anche con i colori della prima squadra. È soltanto uno dei tanti giocatori interessanti dell'Under 19. Potremmo anche citare Tandy Chiara, potremmo anche citare Gabriele Catalano, insomma sono diversi giocatori che stanno facendo tanto bene sotto la gestione di mister Lopez e Sujan, che qui infatti battono la rimessa laterale. Non te ne andare, Lollo. Sujan, Aiuto. Lopez, la Fiura, aggancio non è dei migliori dei Modica, molto bravo. Poi fallo di la Fiura. Cernigliaro fa una bella giocata con la tecnica e poi aveva messo questa palla interessantissima su Ricco Bono, l'anticipo di Lopez che va ad anticipare proprio il 23 in maglia bianco-blu. La Grassa di Modica sta giocando bene l'oratorio, poi Lopez alla meglio sul duello fisico. La Fiura cerca il taglio, bella l'idea per Di Chiara. Calè, prima parata del portierone, una delle bandiere, poi dentro Capitan Vito La Fiura non perdona, però bisogna capire, era un assist o meno quello di Sujan, non lo sappiamo, però il capitano l'ha portata subito in rete. 1-0. Lasciato tutto solo Capitan La Fiora, e non bisogna mai lasciarlo così solo. Un giocatore che in maglia Palermo ha fatto il conto, l'avete tenuto? Noi sì, 103 gol in maglia Palermo. Insomma, La Fiora è la storia di questa squadra, presente, passato e futuro. Di Chiara ancora dentro, deviazione, sarà calcio d'angolo. Mister Gentile applaude Andrea Di Chiara, che come sempre è uno dei più propositivi, uno che lo scorso anno esordiva per la prima volta nel mondo del calcio a 5, avendo fatto poi invece tanta esperienza nel calcio a 11. Tanto La Fiora calcia subito, prende forse Lopez, no, prende Ludovico La Grassa. Dicevamo, ha giocato tanto tempo a calcio a 11, è passato a calcio a 5, il tempo di capire un po' i meccanismi, e poi è diventato fondamentale nello scacchiere del tecnico palermitano, che insomma rinuncia a lui veramente poche volte. su John va giù sotto gli occhi del signor Provenzano, che però è molto dolorante, era davanti. Insomma, credo che forse il fallo potesse anche starci. Chiaramente, come diciamo sempre, voi che siete a casa potete tornare un pizzico indietro e verificare. Da qui sembrava che Sujan avesse calciato, però poi comunque il tocco dell'avversario sia arrivato un po' a palla lontana. Però questa è un po' la nostra prima visione, ma chiaramente voi da casa potete riguardare. Noi, ahimè, non possiamo. Si è rialzato su Jean, tutto ok, fortunatamente. Poi La Fiora, calcio Lopez, Calì fa un miracolo, poi Di Chiara la tiene ancora lì, Lopez, Calì, Di Chiara, palla fuori, e Calì già ha trovato 2 parate gigantesche, l'ex di turno. Lui che lo scorso anno ha giocato quella finale playoff proprio tra Palermo Futsal Club e Retro San Vincenzo, ma difendeva i pali di Rossano con una gran prestazione, una grandissima prestazione, ma un po' tutta la squadra. Di Chiara intanto a dar fastidio alla Grassa, e l'ultimo tocco è bianco-blu. Vito, vasci in mezzo, fagli il blocco per loro. Lopez che ha avuto l'occasione di timbrare il cartellino, ma Sujan con potenza sempre trova la roccia in questo caso. Entra! Sujan, Lopez, Sujan, c'è Di Chiara dentro la di rigore, lui preferisce
uscirla questa palla con Capitan La Fiora, poi Lopez e adesso Di Chiara. Bello il dribbling su Riccobono, una sfida sulla velocità su Gianne. Finta e controfinta su Cernigliaro, su Gian, se la porta sull'esterno, poi scivolata ottima da parte di Cernigliaro con Calì che era anche uscito dalla porta, quasi a voler rubare lo spazio. Nel frattempo non si muove nessuno in panchina Palermo, invece si muovono diversi giocatori, praticamente potremmo dire tutti, dell'Otro San Vincenzo. Di Modica, bel contrasto qui. Poi la Grassa salta su Gian, fallo. Va anche a chiedere scusa, poi... Raga, mettiamoci bene! Davanti il pallone, E quindi calcio di punizione per l'Oratoro San Vincenzo che con Di Modica a battere c'è vicino a lui la Grassa che infatti riceve anche questo pallone. Bello qui l'aggancio, poi sfida su Gianne, scambia con Cernigliaro che vuole una finta, poi cerca la conclusione. Di Chiara molto mentalizzato qui. Nel frattempo purtroppo non vediamo, come ormai diciamo in ogni nostra diretta, il crono, quindi non ne vediamo il tempo che scorre, ma noi cercheremo di informarci il più possibile per darvi informazioni anche sul tempo che è passato, ma soprattutto sul tempo che rimane di questa partita, ma possiamo anche dire serenamente che siamo soltanto all'inizio. Su Gianne, scucchiaiata per Lopez che mette giù con il petto, una palla non semplicissima, infatti torna di da su Gianne con Lopez che si ributta dentro, finta e controfinta dell'otto, che sta vivendo un gran momento di forma. La Fiora su Gianne. Lollo, aiutalo, Lollo! Tocco su Di Chiara con il tacco, poi Lopez, Di Chiara non ci arriva. E ancora una volta il Palermo flirta col secondo gol, ma non ne riesce a segnarlo. Di Modica, la Grassa, rallenta un po' il gioco d'oratorio, che poi cerca la conclusione da fuori. San Martino non blocca, respinge. E poi fuori Di Chiara, dentro Fabio Lucchese, uno dei migliori minuti settimane. Ed è quindi calcio d'angolo con Di Chiara che è un po' arrabbiato, dice peccato, la stavo prendendo, l'ho sfiorata, ha detto. Effettivamente era una gran palla questa, quella offerta gli da Lopez. Di Modica, Lucchese subito in pressione e poi Di Modica è l'ultima a toccare. È rimessa Rosanero sotto gli occhi del signor Tullio Graziano. Su Gianne. Nel frattempo sta per entrare Gianluca Corsino, uno dei pochi a non giocare lo scorso anno questa partita perché non faceva parte del Palermo, così come Fabio Lucchese. Poi tutti quanti erano già giocatori del Palermo, tranne chiaramente Megna e Meli che sono giocatori di dopo in squadra. Nel frattempo sì, Corsino è pronto, vediamo forse al posto di Lopez, credo. Lucchese su Gianne, ma col mancino, deviazione ancora di La Grassa. Entra, blocco. Due. Sono belli bassi. Lucchese cerca un tocco al centro, ma c'è una sporcatura all'interno dell'area di rigore e di conseguenza blocco, lo fa. Ancora corner con Sujan, questa volta va a battere. Entra Lollo. Sujan alza praticamente quasi da calcio a 11, insomma, bruttissima battuta. Di Modica scambia con Riccobono. Avanza il 23 che cambia su Di Modica di prima idea verso La Grassa, poi Lopez fa sentire l'esperienza, il fisico, insomma, con una diciamo un colpo con il petto, possiamo dire. Nel frattempo entra Corsino, fuori Lopez. Lucchese vuole il dribbling, una bocca, riesce comunque ad avere la meglio, poi scambia con Sujan, palla di ritorno che però non passa. Corsino su Sujan corre per Corsino, poi la toccano in mezzo a due con Riccobono. Sujan, Lucchese la tiene pure in campo e si prende gli applausi dei compagni in panchina. Sujan, Lucchese deve puntare La Grassa, lo fa adesso Lucchese, tacco, libera Corsino sul mancino, può calciare, la prende male, ma Sujan si era inserito. Però è stata anche un'attivazione, non ci eravamo accorti di questa attivazione. Sembrava potesse aver calciato un po' strozzato qui Corsino, invece no, perché c'è stato un tocco bianco-blu. Sujan
Poi Corsino ha preso un po' in controtempo. San Martino su Gianne non la può toccare più il portiere dopo averla toccata adesso. Io no! Il portiere no! La Fiura Vito, vattene! vuole andarsene con la tecnica, la Fiora anche velocità su Di Modica e la Fiora guadagna una rimessa a il massimo perché non poteva riservire il portiere e di conseguenza ha dovuto un po' improvvisare una giocata complicata. In mezzo a due ha ottenuto il massimo. Nel frattempo si riscalda Nicchia e poi anche Di Chiara che è in realtà entrato e uscito. Adesso sicuramente frattempo invece Sugione sta discutendo col signor Graziano. Nicchia potrebbe entrare credo al posto di La Fiura, infatti si sta levando la pettorina è praticamente pronto ad entrare. Lucchese 1-2 con La Fiura, poi un rimpallo non ne favorisce i bianco-blu che dunque concedono il calcio d'angolo. Da Sujan a battere, vediamo la posizione di tutti, soprattutto Corsino che calcia molto bene. Vabbè, non devi bloccare, fa! Di Modica inizia l'azione su La Grassa contro Lucchese, cambia campo perché vede Di Modica, pallone nuovamente lì quasi come un tergicristallo. Riccobono dopo il tocco di Cernigliaro, toccano tutti il pallone i ragazzi ospiti. Riccobono, c'è schierato sia la Fiora che Lucchese, brutta palla e Lucchese va subito a prendersela. La Fiora, Corsino, Sugianne deve attaccare il Palermo, Sugianne serve Corsino, prende con il tacco Riccobono per rimbalzo, non lo favorisce, poi la velocità supersonica e calcia pure Riccobono. San Martino la prende, Corsino un po' in difficoltà sulla velocità però. Nel frattempo è pronto Nicchia ma anche Di Chiara, credo per Sugianne e la Fiura. La Grassa scambia, palla forse fuori, no, ed è rimessa a Palermo, credo fosse già uscita però in realtà. Fuori la Fiora per Nicchia. Corsino per Di Chiara, è entrato ora al posto di Sugianne, quindi ritorna in campo il 33. Sicuramente uno dei migliori di questa stagione. Lucchese col tacco per Di Chiara, la tira ancora lì, tacco nuovamente per Nicchia! Per Nicchia! E fa 2-0 al primo pallone toccato. Tutta la tecnica, la velocità del Palermo che esplode con il gol dell'Alessandro Nicchia, l'abbraccio con Leo Gargano e se l'è meritato Nicchia. Ed è anche time out. Diciamo se l'è meritato Nicchia perché? Perché in realtà è il primo pallone che tocca, quindi cosa si è meritato? Facciamo chiaramente riferimento a tutta la sua stagione, un giocatore così giovane, 2005, ma che non ha veramente paura di niente e di nessuno, e gioca sempre con grande lucidità, testa, qualità, tecnica, insomma non manca niente ad Alessandro Nicchia che oggi fa anche gol. E per lui adesso aggiorniamo anche un po' le statistiche perché sono 3 gol in 11 partite, devo dire la verità, sono 12 partite, 3 gol e 6 assist, insomma numeri importanti per un giocatore che è soltanto un classe 2005 che si affaccia per la prima volta in un campionato di Serie C1. Nel frattempo il mister sta discutendo questi ragazzi e questo triangolo Lucchese, Nicchia, Di Chiara ha funzionato perché c'è tanta velocità in campo. E se ci sarà qualche cambio anche in casa bianco-blu perché potrebbe presto arrivare. Corsino intanto sta discutendo con Di Chiara e Fabio Lucchese per qualche posizionamento. Adesso l'inserimento, tanto ecco qui infatti i cambi arrivano subito con Catanzaro che fa il suo ingresso in campo e anche Giuliano che è sicuramente uno dei giocatori da attenzione maggiormente, ha fatto tanti gol in questa stagione, infatti era un po' insolito vederlo in panchina. E in campo c'è anche Di Mariano, quindi insomma ora è cambiato tutto il terzetto lì davanti e con Catanzaro, Giuliano e Di Mariano sicuramente ci sono più gol nelle gambe e anche più imprevedibilità. Lucchese dopo il tocco di Nicchia avanza Lucchese che cerca una giocata molto complicata, se la porta fuori nello scontro con Giuseppe Di Modica che sta giocando una buona gara. Comunque prima aveva in marcatura la Fiura e lo scontro è fisico chiaramente, adesso invece con Nicchia sarà più uno scontro sulla velocità per il 17 rosanero.
fisico invece chiaramente sempre per il bianco-blu. Catanzaro prova ad ubriacare di finte, bello qui il tocco di Mariano, Catanzaro contro Di Chiara, finta contro finta, poi Di Modica di ritorno ancora, cerca di spaventare adesso Di Mariano, poi Catanzaro scivola di nuovo, anche Giuliano questa volta, precedentemente era stato Di Mariano scivolato. Corsino vuole inserimento di Lucchese che non arriva, nicchia, finta va sul destro, Catanzaro non abbocca e poi l'ultimo tocco è proprio bianco-blu, nicchia che batte sotto lo sguardo di Lorenzo Chinnici, uno dei grandi assenti, numero 10, il cervello, la mente, insomma chiamatelo come volete, del Palermo, insomma un giocatore fondamentale. Nicchia dai al centro del campo, bella giocata, nicchia con Lucchese che proviene fermato da Catanzaro, tutto regolare. Di Mariano, adesso c'è tanta velocità in campo, Di Modica libera Giuliano che guarda la porta, se la vuole costruire, va sul destro, calcia subito e si presenta così Giuliano. San Martino era fermo. Abbiamo in tre. Lucchese con Giuliano vuole fare valere il fisico, Lucchese in mezzo a due rischia tanto, Corsino, poi nicchia e ottiene la rimessa laterale, il massimo da lì. Di Chiara. Corsino esce quasi bene, diciamo, dalla pressione, perché la tiene in campo, no, non la tiene in campo Di Mariano. E tu fai la finta. Volevano uscire dalla pressione Di Chiara e Corsino, non ci sono riusciti in maniera pulitizia perché il passaggio effettivamente era passato, ma Di Chiara non ha ricevuto il pallone per l'anticipo di Di Modica, che invece aveva capito tutto in anticipo. Di Chiara. Corsino, questa volta funziona benissimo la giocata. Di Chiara attacca la porta, Di Chiara se la allunga troppo però. Poi si spinge un po' con Di Mariano, poi Corsino in anticipo, senza badare allo stile. Mentre Di Chiara e Di Mariano stavano un po' litigando, con una spinta del 27 sul 33 rosanero. Di Mariano. Catanzaro contro Lucchese, lo salta nettamente. Catanzaro non trova la porta, ma se l'era costruita benissimo. Poi fuori Lucchese, dentro Mario Lauti. Mario Monder Lauti, che subito lo viene cercato sulla velocità. Lauti! Il primo pallone di Mario Monder Lauti è subito in porta. Ma che giocatore, che palla gli hanno dato, ed è freddissimo sotto porta, l'esultanza. In settimana si era allenato perfettamente e mister Gentile ha dato questa chance. Lui non ha sbagliato. 3-0 Palermo. E adesso mister Gentile chiama la calma, vuole la calma. Catanzaro fa vedere tutta la sua tecnica, poi Di Mariano si dimentica per un istante il pallone, nicchia lo vuole fermare, non riesce, poi Corsino quasi da libero si autolancia, adesso deve battagliare Corsino, un po' spinto da Girona, ma si continua. Lauti sceglie la destra, ancora Lauti è imprendibile oggi, è galvanizzato. Nicchia mette dentro per Lauti ancora, Lauti, Calè. E mister Gentile chiedeva questo, voleva grinta, voleva voglia da parte di Rosanero di attaccare la porta. E insomma le risposte stanno arrivando. Corner un po' sprecato da Di Chiara, poi Lauti con il petto Gino si frappone e poi nicchia, la riconquista, Corsino verso Lauti. Di Chiara, Corsino e Lauti. Passaggio bruttissimo però. Molto brutto il passaggio. Nel frattempo Sujanne si riscalda. Nel frattempo sentite anche la voce di San Martino che è cresciuto sotto l'ala proprio di Peppe Calì. Parla come lui tantissimo. Però il portiere deve fare chiaramente questo. Alla centrale Catanzaro. Corsino, poi
Di Mariano con Catanzaro, calcia! Incrocia troppo. Poi c'è l'ingresso in campo di Andrea Mina, fuori nicchia per Capitan La Fiora, vuole lottare con le unghie e con i denti adesso mister Gentile, stavo per dire quasi mister La Fiora, chiaramente. Il capitano Corsino, La Fiora per mettere più tattica in campo, 1-2 con Dicchia, la tiene poi in campo, poi si confonde un po', palla al piede. Capitano Rosanero, autore di 103 gol, fuori di Chiara, dentro su John, quindi sì, allora il mister Gentile vuole tattica in campo, vuole calma, vuole gente che sappia giocare il pallone con serenità e anche palleggiatori, perché La Fiora e su John sono questi. La Fiora, dopo il passaggio di Lauti, La Fiora, Calli, calcio d'angolo, fatto bene a provare, anche se da quelle distanze, insomma, difficile battere un portiere come lui. Ed è calcio d'angolo con Sujon per Corsino che impatta bene, però trova soltanto l'opposizione di Catanzaro che in realtà doveva lasciare scorrere questa palla. Ed è quindi ancora calcio d'angolo, sempre Sujon. Qui potevamo dire mister Sujon, essendo l'allenatore dell'Under 19. La Fiora. Sujon cerca un dribbling ma sbaglia perché Catanzaro gliela ruba! E poi primo palo, con potenza, con forza, un po' troppo. Infatti adesso cerchiamo di capire anche quanto manchi alle fine del primo tempo. Adesso ci stiamo informando. Corsino, palla sull'Auti che non riesce a scaricare in tempo, la tiene lì, poi un bel dribbling, sta giocando benissimo. Corsino, La Fiora, mancano 6 minuti intanto alla fine della prima frazione di gioco. È stato un gioco poco spezzettato, dovremmo dire, perché effettivamente pochissime interruzioni, tante occasioni sia da un lato che dall'altro, con capovolgimenti di fronte, poche interruzioni, pochi falli anche, che era molto corretta. La città è su Giuliano, si gira e calcia, non inquadra la porta, era molto complicato. Nel frattempo mister Gentile ha chiamato Lopez e anche Cignani, anzi no, Lucchese e Cignani, quindi non Lopez, quindi Cignani potrebbe giocare da centrale, credo, al posto forse di Corsino. Su John è appena entrato, Lauti per lui da poco, La Fiora, palla che passa su John, bella finta su John, apertura, Lauti, le finte, Lauti ancora se la vuole costruire ma fa un tocco in più e poi riparte il contropiede dell'oratorio con La Fiora che chiude, contrasto perfetto del capitano che poi si vuole complicare tanto la vita questo dribbling. Catanzaro, apertura su Di Mariano, Corsino, e anche rimessa Palermo, poi mister chiama Lauti e Corsino, quindi Lucchese e Cignani entreranno. Intanto su Gianni, palla molto complicata, Girano chiude in diagonale, su Gianni la tocca forse un po' con la nuca, poi la Fiora ancora in anticipo, facendo una gran gara La Fiora. Passi, raga! Passi! E poi Giuliano, c'è largo Mina, non lo serve, va da Di Mariano, adesso ancora Giuliano, palla che passa a Catanzaro, Mina, Catanzaro scambia con Di Mariano, Lauti va subito dritto e commette anche fallo. Entrò Lucchese al suo posto, poi La Fiora come un centrale di ruolo praticamente, ottimo il contrasto. Di Mariano faccio da capitano al braccio per lui. Giuliano su John in anticipo, il tocco di Mina lo rallenta un po' ma riesce comunque a tenere il pallone lì con Corsino e la scambiano. Bella imbucata, La Fiora si butta dentro Corsino, Mina in anticipo e poi la tocca pure Giuliano, di conseguenza è rimessa Palermo e fuori Corsino, dentro Flavio Cignani. Adesso sono 3 under in campo per il Palermo.
Cignani. Lucchese scambia con la Fiura, sbagliano, poi Di Mariano. Tanta intelligenza di Di Mariano che si mette davanti e poi va giù. Sono 4 i falli. Ringraziamo anche Mister Gentile per averci dato questa informazione importante. Giuliano. Tocco su Catanzaro. Salta su Gianne, apparecchia per Di Mariano che ci abbatta però questa conclusione. San Martino su Cignani. Lucchese, i due giocavano insieme al Palermo Calcio a 5 anche. Poi il tocco della fila era giusto su Cignani che è andato troppo avanti. Era comunque giusta l'idea dei due, con Cignani che si era anche sovrapposto in maniera molto molto intelligente. Oggi Cignani senza Gennaro. La Fiura, c'è il taglio di Lucchese, ottimo qui la chiusura di Mina, poi Giuliano, a tenere lì il 30, va centrale sempre da Mina che la tocca facilmente da Di Mariano in bucata verso Giuliano. Cignani lo stava guardando un po' da lontano, un po' rischiando, ma la palla è comunque fuori. Ed è laterale. Su Gianne. Passaggio molto rischioso Cignani, poi su Gianne. Lucchese Palermo non la vuole buttare mai, vuole anche un dribbling. Però Palermo non deve rischiare queste giocate perché Dorotteo San Vincenzo è una squadra molto offensiva. Su Gianne, è quasi lui il centrale adesso. Alza la palla. Fiura lascia direttamente alle braccia di Cali. E quindi Di Mariano. Giuliano, Lucchese in anticipo. L'ultimo tocco credo sia di Giuliano. Lucchese, la Fiura su Gianne. Cignani rischia tanto, appoggia dietro da San Martino che va a lungo, non vuole rischiare nulla. Con il petto Giuliano la mette giù, anche con la clavicola in realtà. Poi palla con l'esterno intelligente per Catanzaro che va giù, non c'è nulla chiaramente. Poi su Gianne prova un dribbling ma sbaglia. Mina recupera, tocca al centro, la Fiora anticipa Giuliano. Poi Lucchese un po' spinto anche dalla Fiora. E Di Mariano col tacco mette in difficoltà i suoi. Che palla va fuori. Lucchese, il dribbling che sguscia via. Lucchese ancora le finte. Doveva calciare col sinistro. Qui Lucchese non era il suo piede, non se n'è sentita, ma da lì doveva farlo. Catanzaro va sul mancino. La palla è entrata ed è 3-1. Gran gol di Catanzaro. Ha riaperta la nota. E ci crede Catanzaro che ha fatto qua veramente un gol straordinario. Dribbling sulla Fiura e poi mancino dove San Martino non può arrivare. San Martino diceva di no, però da qui non abbiamo capito effettivamente se la palla fosse entrata o meno. Intanto è time out. Se c'è qualche cambio che dichiara è pronto ad entrare. Ma si combina non sarà miseria. Lui con un tiro al rimorchio. Vediamo se ci sarà qualche cambio. Diciamo dichiara è pronto ad entrare, dichiara per Lucchese. Il gol è regolare, quindi la palla è entrata in porta per il signor Crapanzano che era in direzione dentro, dichiara nuovamente. Dunque c'è anche qualche altro cambio per l'oratorio, però mi ha fatto poco fa un errore perché chiamavamo Mina, ma in realtà era Cicero a giocare. Mina è entrato adesso, quindi Mina con la 19-18 invece Cicero. Abbiamo un attimino confuso, chiediamo scusa chiaramente agli amici dell'oratorio che abbiamo sbagliato nella lettura effettivamente. Quindi Mina entra adesso, era Cicero in campo invece con la 18 come centrale, con Giuliano e Catanzaro a completare il quintetto. Chiaramente Cali su Gianne,
Sbaglia il tocco, poi la ruleta, può calciare San Martino! E il Palermo non deve fare questi errori perché il gol l'ha preso già. La Fiura sulla pista di Cicero, poi bella giocata di Cignani che libera da Sujanne. Si è concesso una libertà di troppo, forse l'otto. La Fiura, Cignani, tocco forse col braccio, sì. Poi la Fiera è molto arrabbiato, non sappiamo con chi. Sujan. La Fiura. Dichiara. Sujan, San Martino, si cerca tanto il portiere adesso. C'è anche un po' di paura forse. Cignani scivola, poi Dichiara mette una pezza gigantesca, però Palermo sta veramente scherzando con il fuoco adesso, credo. Sujan, Cignani, poi sbaglia il passaggio. E poi Lopez sta velocizzando il riscaldamento, forse sarà lui ad entrare adesso. Cicero per Catanzaro, vediamo se fa come una giocata di prima. Lo fa adesso col destro San Martino, poi Sujan ruba il pallone al compagno, poi scambia con la Fiora e va giù. E qui Catanzaro lo cerca dritto, si vede anche il giallo. Signor Grazione era molto vicino effettivamente. Fuori Cignani, dentro credo Lopez. Si lamentano tanto, però il fallo su John era veramente nettissimo perché è andato via sulla velocità. Il signor Gazzone era molto vicino. Lopez Sujan, scucchiaiata Catanzaro, la Fiora lo anticipa, poi Sujan non c'è nulla perché il braccio è attaccato, infatti anche il signor Graziano fa proprio quel cenno. Cicero, c'è accanto a lui Mina, poi il tocco, neanche questa volta c'è nulla. Sujan, Suola, è veloce, poi Mina fa una bella scivolata qui. Bellissima scivolata, dritta sul pallone. Giocatore molto giovane, un po' come tutti. Sujan, Lopez, la Fiura, c'è Dichiara che si fa vedere, ma l'ultimo tocco è di Cicero. Fai un altro gol a fare. Andi, dai e torna. La Fiura rischia tanto qui su questo tocco orizzontale o killer. Nel tempo Mina si lamenta un po', forse con la panchina del Palermo, credo. Bella giocata di Catanzaro e poi la Fiora chiude dopo aver saltato Lopez, non la Fiora. Togliti. 3 secondi. Mancano 3 secondi. Giuliano, la Fiora intercetta su Gianne, vuole spazzare e poi va bene così perché fece il primo tempo. 3-1 il risultato tra Palermo Futsal Club e Rotolo San Vincenzo. Noi vi consigliamo, ma vi invitiamo chiaramente a rimanere qui connessi perché solo qui il secondo tempo della sfida. A dopo. Ritorno dei 16esimi di finale della Coppa Italia, promozione Sicilia. Il Lascari Cefalù e il Nicosia si contendono un posto tra le prime 16 della competizione. Si gioca allo stadio Ilardo di Lascari con entrambe le formazioni reduci dai rispettivi impegni in campionato. Iniziamo con il film della partita perché dopo un quarto d'ora di gioco ci prova il Lascari Cefalù dopo una prima iniziativa da parte degli ospiti, l'uscita da parte del portiere di Casa Sassi che prende il posto di Mammano, poi c'è il salvataggio e infine l'opportunità
da parte di Oviedo che a porta completamente spalancata si mangia il gol dello 0-1. Al 21esimo però i biancorossi passano in vantaggio con questo tiro a giro molto molto bello da parte di Oviedo che si riscatta dopo l'errore precedente e porta in vantaggio la compagine biancorossa esattamente a metà della prima frazione. Prova a reagire il Lascari Cefalù di mister Comito con questa palla che arriva in area di rigore dopo la deviazione di Bocciuei. Allora Moccero, virata e mancino con la palla che esce veramente di un soffio alla sinistra del portiere. Poi poco prima della fine del primo tempo prova ad innescarsi Javier Inasio Dolce, sterzata sul mancino, tiro a giro e palla che esce veramente di un soffio. Con le immagini però passiamo al secondo tempo perché l'Ascari Cefalù parte bene e dopo un bel controllo col mancino arriva il pareggio da parte di Arena. Sono passati 4 minuti e la squadra di casa ha già pareggiato il conto e in virtù del risultato della gara di andata passerebbe agli ottavi di finale. Passano un paio di minuti, c'è un'azione sulla destra da parte di Bocciuei che calcia ad incrociare, trova l'intervento del portiere Arias a salvare gli ospiti ed è una parata fondamentale perché passano 4 minuti e allora ci pensa Joaquin Palestini con la zampata di destro appena dentro l'area di rigore al minuto 10 della ripresa a trovare il gol che riporta in vantaggio il Nicosia. Parità totale nel punteggio complessivo tra le due squadre nel doppio confronto, ma al minuto 71 una palla gettata in avanti da parte del Nicosia trova l'erroraccio da parte di Di Benedetto, poi il fallo e il calcio di rigore in favore degli ospiti. Si presenta dal dischetto Inasio Javier Dolce per l'1-3 del Nicosia, la doppietta da parte dell'argentino che porta i suoi in vantaggio non solo nella gara del Lilardo ma anche nel punteggio complessivo. Altri 2 minuti, altro errore da parte dei difensori dell'Ascari Cefalù e allora prova ad approfittarne Spintola che a tu per tu con Stassi colpisce in pieno la traversa, manca l'occasione del poker, manca l'occasione per chiudere i conti e allora prova a buttarsi in avanti l'Ascari Cefalù, qui colpo di testa di Bocciuei sui sviluppi di un calcio d'angolo con la palla che si perde sopra la traversa. Passa ancora qualche minuto, poco prima del recupero c'è questa palla che arriva in aria con Moccero che controlla e calcia, blocca senza grossi problemi Arias. E l'ultimo tentativo da parte dell'Ascari Cefalù che arriva stanco al finale. Il Nicosia allora ancora una volta sfiora il colpo dell'1-4, c'è l'uscita di Stassi ma dopo il rinvio da parte dell'estremo difensore dell'Ascari Cefalù arriva il triplice fischio che regala il passaggio del turno al Nicosia. Era una partita molto molto dura contro un avversario molto ben strutturato con giocatori importanti sia per qualità sia per esperienza, guidato da un tecnico che ha diciamo anche la sua rilevanza. La partita si presentava difficile, i ragazzi sapevano che erano chiamati ad una prestazione oltre diciamo quello che è il 100%, lo hanno fatto, l'hanno dato, chiunque è sceso in campo senza guardare le assenze che comunque avevamo, ma il nostro forte è il gruppo, il lavoro che comunque settimanalmente conduciamo fin dall'inizio della preparazione. È una vittoria che questo gruppo, questa società assolutamente merita e che ci fa ben sperare in vista alle prossime. Prossima gara in casa contro la Sport Palermo, dove bisogna ovviamente continuare questo testa a testa con l'Aragona. Assolutamente sì, il calendario nelle prossime partite ci riserva una serie di scontri diretti contro le squadre che sono nella parte alta della classifica. Al di là che si giochino le prossime 2 in casa, sappiamo che comunque affronteremo avversari molto molto importanti, avversari che puntano come noi al vertice della classifica. Intanto prima di domenica abbiamo mercoledì il ritorno del turno di Coppa, intanto ci concentriamo su quello, cerchiamo se possibile di recuperare qualcuno e poi come ogni domenica metteremo tutto per andare avanti. Qui con Luca Antona, difensore, colonna portante della difesa del Gemini, dopo una gara importante soprattutto per voi che fate parte della retroguardia, terminata con il punteggio di 0-1 in vostro favore. Luca, quello che ti voglio chiedere è la tensione che c'è stata durante tutti questi 90 minuti, dove siete partiti meglio voi nella prima mezz'ora, poi il gol forse vi ha fatti un po' addormentare, adagiare sugli allori, ma l'importante è che avete tenuto botta e avete portato a casa questi 3 punti. Intanto buonasera a tutti, sì, penso che la prima mezz'ora ha fatto vedere, ha fatto capire che squadra siamo e perché in questo momento siamo lì sopra. Dopo il gol fisiologicamente loro si sono alzati, ci hanno un po' schiacciato l'ultimo quarto d'ora del primo tempo, ma noi siamo stati bravi a tenere botta. Siamo stati anche fortunati, abbiamo un gran reparto difensivo e penso che i 3 gol subiti
Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida tra Palermo Futsal Club e Oratorio San Vincenzo. Vediamo subito gli schieramenti: Calì, Cicero, Mina, Catanzaro e Giuliano, insomma quelli che avevano concluso. Tra l'altro lo stesso schieramento, quindi la Fiura, Sujan, Lopez, Di Chiara e Giovanni San Martino, insomma gli stessi 10 che hanno concluso il primo tempo ricominciano il secondo tempo, però vediamo se ci sarà qualche cambio presto sia da un lato che dall'altro, perché i giocatori che si stanno riscaldando ci sono. Di Mariano sicuramente potrebbe fare il suo stesso a momenti. Sul pallone Giuliano con il signor Oliveri come crono, ricordiamo. Poi sulla creazione del Salvatore Crapanzano invece i due direttori di gara di questo vincente match. Catanzaro, Lopez subito a battagliare con Giuliano. Cicero, passaggio rischiosissimo, Di Chiara quasi in anticipo. Catanzaro va sul pallone, ruba la sfera, la Fiura vuole il dribbling, lo salta, la Fiura, tocco per Di Chiara, la controlla Di Chiara e 4-1, l'esultanza, ha fatto veramente tutto il gol, però il merito della Fiura lo dobbiamo sottolineare, perché Capitan, vedo la Fiura, fa gol, fa assist, difende, fa tutto Capitan la Fiura. E infatti anche Gabriele Cirafici, dirigente del Palermo Futsal Club, a sottolineare la bravura di La Fiura con questo grande assist. Prima il dribbling un po' rischioso effettivamente, ma ben fatto. Diciamo Di Chiara invece ha rubato il pallone a Catanzaro e poi aspetta in porta. Lopez intanto allontana con Sujan che forse accusa un calcio, però non ci siamo accorti, si stava toccando un po' la tibia, forse nel contrasto precedente un po' sarà scontrato. Catanzaro, Sujan va forte in pressione, Mina la lascia lì, Cicero, poi Di Chiara ancora a ringhiare. Il mister Gentile non può che essere contento della prestazione di Di Chiara, perché anche oggi sta veramente facendo una gran partita. Catanzaro, tocco al centro, Di Chiara lascia scorrere con la sua velocità supersonica, aveva provato anche a tenerla lì, ma è veramente difficile. Catanzaro, tocco esterno per Cicero, imbucata centrale, Giuliano va incontro, molto bene qui. Poi Mina tocca anche il suo centrale, Cicero, e la Fiura lascia scorrere. Lopez, Di Chiara, bello quel dribbling di Di Chiara, poi tocco centrale su Lopez che restituisce, col tacco prova lì a controllarla, ma molto complicata. Catanzaro, Giuliano accorcia in pressione su Jean e poi la Fiora lo guarda da lontano. Di Chiara ancora una volta ruba ancora il pallone, poi imbucata sulla Fiora, ma il colpo è provvidenziale di Gaetano Catanzaro che qui salva probabilmente il quinto gol, perché da lì la Fiora poteva sia calciare ma anche servire nuovamente Di Chiara, sarebbe stato un facile 2 contro 1. Su Jean, bel dribbling, non vuole rischiare nulla. Di Chiara si prende tutto il campo. Di Chiara con Catanzaro, la crescita di Di Chiara è veramente incredibile. Su Jean sguscia via sulla pressione dell'avversario e poi la Fiora aveva dato ancora il pallone a Sujan. Era giusta l'idea qui, non possiamo dire che non fosse corretta, perché era giusta, però Sujan forse era anche un po' in debito d'ossigeno, non se l'è sentita di fare questo scambio. Cicero, tocco su Catanzaro a fare il blocco, poi Cicero imbucata da Mina contro Di Chiara, calcio sul primo palo, strozza un po' troppo la conclusione. San Martino comunque lì. Di Chiara, scucchiaiata per la Fiora che gliela riserva ancora, poi calcio al volo
e si chiede una deviazione, non c'è nulla però. Calciato direttamente di gara fuori. Era molto difficile da impattare questo pallone, ci aveva provato comunque il 33. Giuliano cambia gioco, ma male. Nel frattempo Di Mariano si sta riscaldando ancora, quindi credo che potrebbe entrare presto. Dichiara su Jean. Dichiara su Jean 1-2, la velocità. Catanzaro però chiude la strada, poi dichiara ancora e guadagna pure un'altra rimessa. Ma che partita di Dichiara, veramente impressionante oggi. Su Jean Dichiara, cerca il tunnel, gli riesce Dichiara, Calè, poi Dichiara ancora lo serve la Fiora e sul palo Giuliano, poi Lopez mette giù la palla complicata ed è anche difficile perché non riesce a servirla. Nel frattempo si gioca fuori Calì dentro Faraci, dunque forse finisce la partita di Calì, forse però. Entra anche Di Mariano nel frattempo per Cicero. Di Mariano, Lopez di testa. Poi Giuliano con la Fiura fa sportellate in questa gara fisica. Poi un passaggio un po' rischioso da parte del pivot, maglia numero 30. Oggi lo vediamo un po' più indietro, però credo sia semplicemente la soluzione temporanea perché lui deve giocare lì davanti. Giuliano non vuole rischiare un lancio lungo, vuole giocarla lì. Di Mariano, la velocità su Dichiara, palla che passa ancora Mina su Jean, arpiona questa palla, poi la Fiura, Lopez e avanza il numero 3 del Palermo che si concede un piccolo dribbling, poi su Jean, mette dentro per Lopez, Faraci fa una gran parata perché anche bravo perché fa sbattere il pallone addosso a Lopez. Di Mariano, sale Faraci, quindi si fa il quinto. Giuliano, Faraci, Mina, lo sta vivendo forse un po' male il Palermo qui. Poi Di Mariano cerca l'imbucata, Dichiara ringrazia, cerca anche la porta, Dichiara, palo! E l'avrebbe meritato Dichiara, l'avrebbe meritato. Faraci viene invitato anche dal pubblico a calciare, mette dentro questa palla. C'è una deviazione? Sì, quindi rimessa laterale. Di Mariano va subito in pressione di Chiara, sbagliando però l'uscita. Di Mariano ancora, Giuliano se la costruisce e la mette impossibile per San Martino. 4-2 è aperta più che mai. Ha fatto un super gol qui, ma forse l'ha leggermente deviata un giocatore del Palermo, quel poco che ha permesso poi a San Martino di andare in ritardo, credo almeno, ma qui sembrava effettivamente così. Però, come diciamo sempre, vi invito a ritornare indietro perché potete doppio tap su YouTube per verificare tutto ciò. A me è sembrata una piccola deviazione, però insomma Giuliano fa un gran gol, questo sicuramente rimane. Finta e controfinta. Di Mariano, Catanzaro alza e sale Faraci, si gioca con il quinto. Di Mariano, poi ancora Giuliano, è pericolosissimo quando fa queste generazioni. Poi Lopez, anche lui Lopez, e sfiora come Dichiara il gol. Poi sentite anche la voce di Calì a incitare i suoi compagni. Faraci lo fa bene il quinto, poi il tocco dietro per Di Mariano che cerca la conclusione, la Fiura la sporca. Insomma, bisogna un po' soffrire per il Palermo perché tanto Corsino si sta riscaldando. Giuliano vuole sempre calciare verso la porta su Gianne. La tiene lì, Dichiara, palla ancora in verticale su Gianne, un po' profonda. E su Gianne si arrabbia un po', dice perché velocizziamo così tanto? Con calma. Di Mariano, sale sempre Faraci. Giuliano. Giuliano ancora, cerca uno spiraglio. Di Mariano, c'è Faraci che però torna in porta. Giuliano, Di Mariano, imbocata intelligente ancora per il tocco di Catanzaro a liberare sempre Giuliano. Di Chiara lo sta guardando dritto negli occhi. Di Mariano ancora, Catanzaro libera sempre Giuliano che cerca la porta con la punta.
palla sull'esterno della rete con San Martino che serve Lopez, e poi Palermo un po' schiacciato adesso. Lopez su John fa una giocata credo incomprensibile, perché da lì non puoi fare queste giocate secondo me. Su John rischia ancora tanto e il Palermo adesso è veramente in grande difficoltà, perché San Vincenzo sta spingendo tanto e lo sta schiacciando dietro. Di Mariano c'è tanta paura. Catanzaro contro Di Chiara, se la vuole costruire. San Martino si muove tanto tra i pali per cercare di mettersi nel miglior modo possibile, perché i tiri possono arrivare ovunque. Faraci, deviazione San Martino e poi esterno della rete, rischiando ancora adesso la Fiura su John. C'è l'inserimento di Lopez, lo serve adesso poi Giuliano. Lopez vuole lottare ma non ci riesce a stargli dito. Giuliano in mezzo a due, Giuliano dichiara fallo di la Fiura. E poi dentro Nicchia, dentro la velocità di Alessandro Nicchia per Vito La Fiura. Giuliano sul pallone insieme a Di Mariano, ma credo che da lì Giuliano voglia calciare, perché da quella posizione ha fatto il gol precedentemente, quindi insomma credo che da quella posizione lui voglia decidere nuovamente di sfidare San Martino. Va Giuliano! Ha strozzato troppo sul primo palo, doveva calciare secondo me sul secondo. Aveva lo spazio. Tanto dentro Corsino per Lopez. Scivola Catanzaro, Di Mariano in bucata. San Martino lascia scorrere su questa diagonale di Sugione non perfetta, ma era molto profondo il pallone, quindi va bene così. Di Chiara per Nicchia, la tiene lui tra i piedi, scambia con Sujan. Tocco da Di Chiara, lo serve ancora Sujan, non arriva a calciare. Era una bella azione quella del Palermo. Tutta rapida, Giuliano lo insegue Sujan, che poi si dimentica il pallone, Sujan gliela ruba. Corsino, anche lui forse fa fallo Giuliano, ma si continua, un po' di dubbi qui. Poi Catanzaro, deviazione. Qui forse un calcio di punizione poteva starci, perché Corsino ha lisciato il pallone, ha lasciato e poi Giuliano è andato dritto sull'uomo, sicuramente non facendo la posta. Questo è chiaro, perché si aspettava invece che Corsino prendesse il pallone, però comunque il tocco c'è e quindi di conseguenza secondo me il calcio di punizione poteva anche starci per il Palermo. Quindi forse non impeccabile qui il signor Cravanzano, che era più vicino all'azione. Faraci per il tocco a liberare Di Mariano, che scivolata ha provato ma non ci è riuscito. Corsino per Di Chiara, di prima alza la sfera, Nicchia di testa a liberare ancora Corsino e in anticipo Corsino calcia da terra, si alza Corsino, non riesce a lottare per prendere questo pallone. Di Mariano si autolancia, 1-2 per Catanzaro che può rientrare, si libera del pallone, Giuliano calcia ancora, Nicchia. E poi Faraci la tocca, la appoggia. Catanzaro. Poi tocco dentro, San Martino la blocca addirittura. Che se l'è vista spuntare praticamente all'ultimo. Di Chiara sbaglia il tocco per l'appoggio su Catanzaro. E fa 4-3. Doccia freddissima per il Palermo, adesso inizia ad avere paura, fuori Di Chiara un po' stanco, dentro la Fiora, ma il Palermo non sta più attaccando adesso, sta soltanto pensando a difendere. L'Oratoro chiaramente attacca tanto, lo fa bene, lo fa anche con il quinto, quindi quando si attacca con il quinto è un po' inevitabile che bisogna difendere, però è l'errore che non deve fare il Palermo, perché se si mette a difendere insomma il gol poi prima o poi arriva, ed è arrivato infatti. La Fiora lotta e ruba il pallone, la Fiora col sinistro per Corsino, Faraci la poteva ancora fare questo gol, il Palermo non se l'è sentita di ripassarla. Corsino che ha cercato la porta, ma era da lì effettivamente anche più semplice calciare che passare. Di Mariano, controllo non fortunatissimo, riesce comunque a ritrovare il pallone. Soltanto un gol separa le due squadre adesso. Giuliano contro la Fiura. Tocco centrale su Gianne, una bocca sulle fide di Catanzaro, poi si complica tanto la vita su Gianne, la deviazione è di Catanzaro, quindi rimessa laterale. Indirizzano i cori del San Vincenzo.
Corsino su Jeanne. Corsino col destro rischia ancora, il Palermo si vuole fare male da solo, però Catanzaro sceglie il sinistro, Corsino. Poi la Fiora di prima, molto bene il passaggio, Nicchia deve puntare la porta, Nicchia, apre Corsino, la Fiora di nuovo, Corsino! Adesso sta cercando maggiormente la porta, ma non la trova il Palermo. E poi c'è rimasto giù però Di Mariano. Quasi un time out aggiuntivo, potremmo dire. Faraci libera subito su Di Mariano, ormai fa lui il centrale. Giuliano parte sempre un po' più largo per poter avere la possibilità di calciare con il destro, perché abbiamo visto essere molto pericoloso. Su Gianne va in contrasto, ma non gli ruba il pallone Di Mariano. Di Mariano ancora, tocco centrale, poi Catanzaro sguscia via benissimo, lo insegue su Gianne, c'è anche la Fiora, ma viene fregato quel capitano del Palermo perché con un movimento ne ha messi fuori due. Praticamente Corsino lotta e la Fiora, la palla in campo, non c'è nulla. E San Martino. Poi c'è un fischio da fuori che ha fatto fermare il gioco. Questo sicuramente è un bruttissimo gesto. Ale, giochiamo, Ale! Però i fischi da fuori, insomma, non devono esistere. Perché il Palermo stava ripartendo, è stato fermato da un fischio, insomma. Il signor Graziano è un po' arrabbiato. Sta discutendo con il capitano Di Mariano. Signore! Gioco ancora fermo, però. Posso parlare? Poi, visto che Graziano viene... Se si avvicina glielo dico. No, se è differente a quello, sì. No, se si avvicina glielo dico. C'è l'altro, c'è l'altro. Assolutamente. Però lì ci sono due di loro. Nel frattempo, una polemica secondo me un po' inutile, però. Vabbè. Mamma mia. Ridicolo. Ed è quindi rimessa laterale. Anzi no, battuta così da su Jean, Corsino. Nicchia contro Catanzaro, lo sfida sulla velocità, Nicchia, ancora Nicchia, fermato da Catanzaro, viene mandato praticamente lontanissimo. Poi Mina, un 2 contro 1, c'è solo su Jean, Mina, secondo palo! E non l'ha sbagliato Giuliano, che fa 4-4. Un gran gol di Giuliano che ha sfondato la porta. Un abbraccio anche di Calù. Questo time out è chiamato da Mister Gentile perché serve veramente la testa, quello che il Palermo non ha e non ha avuto per tutto il secondo tempo. Ha fatto gol alla forse primissima occasione vera della seconda frazione, 4-1, poi 3 gol subiti. Insomma, è un film già visto più e più volte effettivamente. Io vedo una rete. Vediamo Mister Gentile cosa cambierà dentro di Chiara per Sugione, dentro Lopez per Corsino. Quindi Di Mariano, Mina, Catanzaro e Giuliano, la Fiura, Nicchia, Lopez, Di Chiara, portieri San Martino e Faraci. Adesso cerchiamo di capire anche quanto manca. Ma San Vincenzo è galvanizzato da questi 3 gol consecutivi che hanno riaperto tutta la discussione. San Martino.
Di Chiara, c'è l'inserimento di La Fiura, lo serve adesso, Giuliano la sporca però, poi di nuovo ancora Di Maria l'anticipo, Giuliano si attacca, San Vincenzo ci crede più che mai adesso dopo aver fatto 3 gol, non può che crederci. Di Maria, poi Catanzaro sul mancino e la palla non entra veramente per pochissimo, c'è una diversa di San Martino. Schema, Giuliano prende in pieno però il suo compagno dichiara che poteva chiudere la partita con quel palo, sarebbe stato il 5-1 e invece dopo quel palo di Chiara tutto è cambiato. La Fiura lotta con Giuliano che fa un gran lavoro anche in fase difensiva, si autolancia Giuliano, ma sul destro Giuliano e poi la deviazione prima di Nicchia poi di Lopez probabilmente. Adesso più San Vincenzo che Palermo. Giuliano, Catanzaro, destro! Adesso San Vincenzo sta flirtando con il quinto gol che al momento potremmo dire potrebbe essere anche meritato. Nicchia, come il tocco di Chiara, Lopez. Di prima Di Chiara per Nicchia! Nicchia! L'ha presa! L'ha toccata Nicchia! E fa 5-4! Ma che palla ancora! Indovinate! Andrea Di Chiara, come sempre! Su un rilancio lungo Di Chiara ha messo una palla supersonica per il compagno, per Nicchia, che l'ha sporcata, l'ha pizzicata, l'ha soltanto impattata questa palla e fa doppietta. Ed è quarto gol in campionato per il 2005. E oggi è veramente una gran bella partita per tutti i giovani, perché San Vincenzo ne ha tutti giovanissimi, tranne qualcheduno. Nicchia, e qui fallo, no, si continua. Poi tocco per Catanzaro, tanto è entrato in campo anche Cernigliaro. Di Chiara, diagonale ottima, poi libera La Fiura, tiene in campo, c'è il centro di Nicchia, poi sulla posizione. E adesso Davotero sembra aver accusato il colpo. Cerchiamo di vedere quanto manca adesso. Ci informeremo, vedremo. La Fiura, Lopez, Di Chiara, c'è il movimento di Nicchia, Di Chiara riesce a passare, ne salta uno e poi il secondo fischio, il signor Graziano, che era molto vicino, effettivamente lo ha un po' abbracciato. Se vediamo, cerchiamo di capire quanto manca, perché Lopez, forse 7 minuti mancano, abbiamo sentito l'attacco di La Fiura, geniale, troppo sulla profondità. Catanzaro con Lopez, Giuliano, palla su Di Mariano, poi La Fiura e poi guadagna anche la rimessa. Che partita di Capitan La Fiura comunque. Di Chiara apparecchia per Nicchia, guarda la porta, Nicchia, Giuliano ha provato la precisione, Nicchia questa volta non andrà a buon fine. Giuliano destro, poi sinistro, Lopez di testa, poi da calcio a 11 Di Chiara con la punta, La Fiura la sporca, Nicchia apertura, Di Chiara ottima, guarda la porta, Di Chiara le finta, rientra, Di Chiara ancora apparecchia, La Fiura! La Fiura! E ha fatto pure questo, Vito La Fiora, scivola come un torero direbbe qualcuno, ma lui fa 6-4. Però ancora una volta chi fa l'assist, ci siamo quasi stancati di dirlo, Andrea Di Chiara.
E adesso vediamo se ci sarà qualche cambio, perché c'è tanta confusione in panchina con Mister Gentile che sta discutendo con il signor Cravanzano. Forse a giallo, forse per Mister Gentile, ci suggeriscono dalla regia. Ci ha. Sì. Giallo. Ci. Vediamo quanto manca. Intanto ringraziamo Gabriele Cirafici per questa informazione. Mancano 6:30, insomma c'è tutta la partita. Questo Giuliano sul pallone, da Di Mariano. I Volte sono un po' sconfortati da parte dei ragazzi dell'Orto San Vincenzo, che però hanno recuperato già 3 gol, quindi non devono mollare. Intanto Giuliano si arrabbia molto perché chiedevano una rimessa da qui. A me almeno personalmente sembrava del Dorotoro San Vincenzo da qui, però c'è stata forse una deviazione, perché ragazzi rosanero invece hanno detto bravo il direttore di gara, ha dato la Fiora, trattenuto dal pantaloncino, e invece non è fallo di La Fiora. Catanzaro, c'è solo la posizione di Cernigliaro, ma c'è anche Faracci che arriva. Adesso è 5 Giuliano, Faracci, Catanzaro, esce sulla pressione La Fiora, esce anche Di Chiara. Giuliano se la costruisce, calcia ancora con forza, sempre addosso alla Fiora, che è il primo difensore di questa squadra. Giuliano apparecchia per Catanzaro, aveva calciato molto bene qui Catanzaro, La Fiora l'ha toccata credo con il quadricipite. Sentite intanto la voce sempre di Filippo Alario, presente come sempre, direttore commerciale e team manager del Palermo. Giuliano, voce inconfondibile. Faracci, Catanzaro, imbucata, c'è l'inserimento di Catanzaro, Faracci la riceve, calcia verso la porta, anche bene devo dire. Alla fuori, mancano 6 minuti. San Martino da Di Chiara, palla morbida sulla Fiora, vuole il tocco su Di Chiara che non la prende, Girano va dritto sull'uomo e calcio di punizione. Non c'è cartellino, però forse poteva starci secondo me il cartellino giallo. È stato fermato Di Chiara con un intervento a palla lontana, perché la palla non la prendeva comunque Di Chiara, credo. Qui sembrava di no. E poi in un'azione comunque offensiva poteva starci, però non per il signor Cravanzano, che dunque indica il calcio di punizione soltanto con Lopez, La Fiora, ma occhio a Di Chiara che è molto largo sulla sinistra. E qui forse La Fiora con lo sguardo da killer. Palla Fiora! Lo sguardo killer del capitano che fa hat-trick, tripletta. Vito La Fiora è tornato come sempre, anzi non se n'è mai andato Don Vito La Fiora. Ed è 7-4. Di Modica ritorna in campo nel frattempo al posto di, credo, Di Mariano, perché non lo vedevo in campo. Di Chiara, salta ancora l'uomo, Di Chiara vuole cercare un tocco verso Nicchia, era triplicato Nicchia ed è calcio d'angolo. Di Chiara non ha fretta chiaramente di battere, ricordiamo il tempo effettivo, però anche un po' spezzare il fiato non è una scelta sbagliata. Di Chiara per Lopez, Faracci, si era coordinato benissimo Lorenzo Lopez, che è cresciuto tantissimo in questo campionato, e mi sento di dire che gioca anche meglio in C1 piuttosto che in C2. Non ha subito il cambio di categoria, forse anzi gli ha fatto bene. Cernigliaro sbaglia il passaggio sulla pressione di Nicchia, molto feroce. Di Chiara dietro da Lopez, La Fiora, tacco, gioca sul velluto il Palermo, tacco anche di Nicchia, con Di Modica che invece ringhia. Lopez, Di Chiara, Nicchia,
con Di Modica, il fisico alla meglio di Modica, qui con esperienza, poi la Fiora chiude questo passaggio e poi torna dietro saggiamente, predica calma anche Di Chiara, poi Lopez. Di Chiara sceglie una giocata solitaria, autolanciandosi ma sbaglia, poi Giuliano lo insegue ancora Di Chiara, Giuliano! Palla fuori sull'esterno. E poi forse chiede il cambio, no, non chiede il cambio, Di Chiara che ha ancora la forza di battere. Però forse Mister Gentile chiama Nicchia al cambio. Credo di sì. Vuole la pressione alta, Di Modica, Faraci. Tocco centrale, Giuliano. La tiene benissimo, ha una grande abilità nel difendere il pallone. Questo giocatore ricorda tanto Gennaro come modo di giocare. Sono molto simili, entrambi con un gran bel tiro. Solo che Gennaro cerca un po' di più il contatto fisico, lui invece cerca un po' più il pallone dietro per poter calciare da fuori. Forse è un po' questa la differenza, però i due fisici sembrano un po' simili. Lo ricorda Gennaro oggi assente di questa sfida insieme a Lorenzo Chinnici, dove Chinnici in realtà lo abbiamo visto fuori. Gennaro non mi sembra di averlo visto. Gennaro, intanto l'ultimo tocco di Faraci. Ah no, Gennaro mi dicono che è presente. C'è Gennaro? No, non si sa, non c'è forse Gennaro, non lo sappiamo. Chinnici l'abbiamo visto in panchina e in tribuna, ma ah sì, no, qua adesso ci dicono che c'è Gennaro, ok, non l'abbiamo visto noi, però è presente con la squadra per incitare in questo importante match contro l'Oratore San Vincenzo. Catanzaro. Punta Di Chiara, lo guarda dritto negli occhi, Nicchia intercetta, poi la Fiura ha la possibilità di fare la quarta rete, parata di Faraci, poi Cernigliaro su Nicchia che ancora ringhia pure su questo pallone. Vediamo se Mister Gentile fa qualche cambio, perché Lauti potrebbe entrare, sembra essere pronto. E infatti chiama Nicchia, che vorrebbe continuare a giocare. Poi tacco di Nicchia illuminante per Di Chiara che punta la porta. Di Chiara, Faraci gliel'ha chiusa questa volta, poi nuovamente su Nicchia, non calcia però col sinistro, torna dietro Nicchia, poteva fare di più, poi cerca adesso la porta e poi esce tra gli applausi Nicchia, che parte anche oggi. Dentro Mario Monder Lauti. Lauti. La palla in campo, sembrava fuori. Di Chiara prende campo Lauti, che si allunga il pallone ancora, però deve un attimino calibrare il controllo forse Lauti. Lauti si allunga il pallone, poi torna dietro, insomma sta facendo tutto lui ora. La Fiura, Lopez e la palla, Lauti, apertura sulla Fiura che cerca la porta, la Fiura, primo palo, ma c'era Lauti tutto solo, adesso si diverte il Palermo. Faraci, c'è un buco su Giuliano e qui però il Palermo si diverte e gioca bene, ma deve concedere questi spazi, perché l'Oratore San Vincenzo è una squadra che non molla mai. Fuori Giuliano, dentro Cusenza. Di Chiara, la Fiura, 1-2, Di Chiara ancora, sprinta, Di Chiara dentro per Lauti che fa 8-4, ma ancora una volta, basta, non lo vogliamo più dire, l'assist di Di Chiara, come sempre ormai. Una partita stratosferica per Di Chiara. Una partita stratosferica per Di Chiara, che ora lascia il campo per Lucchese. Nel frattempo la Fiura si abbraccia con Di Mariano, dentro anche Cignani per Lopez. Poi cambio, dentro Ruggero Meli, esordio in C1 per ragazzo dell'Under 19. Per lui 3 gol nella scorsa partita contro la Merlo con i Pareta. Poi Cignani prende fallo. Poi la Fiora chiede scusa alla panchina, però non abbiamo visto per quale motivo. Meli, col primo pallone toccato. Poi tacco per Lauti. Si inserisce Meli, Lauti
apparecchia per Lucchese, se la costruisce Lucchese, Faraci che parata, è rimasto in piedi fino all'ultimo e ha messo il piede lì, giusto, perfettamente all'angolino. Poi Lauti lotta con Lucchese, c'è Meli, poi Cignani, però la conclusione favorisce Lauti che pressa ancora e lotta come un matto, Lucchese pure lui, e poi Di Modica, pressione di Lucchese, poi Cernigliaro fa un bel break e qui salta tutti, Cernigliaro col mancino, la sporca, ha saltato tutti, ha fatto una grande azione qui, è stato molto sfortunato. Lucchese, ormai sono due squadre spaccate, apertura su Cignani, che applaude comunque Lucchese per la bella giocata. Poi Cernigliaro vuole replicare l'azione precedente, apre tutto su Cosenza, la parata di San Martino che c'è puntuale. Di Modica, vediamo se calcia, invitato anche al tiro, poi è stata invece un'imbucata su Cosenza ma ad impattare con San Martino. Poi Lucchese, palla che rimbalza, Lucchese veloce, mette sul secondo palo, Di Modica chiude molto bene sul tocco verso Meli. Poi Cosenza col tacco sbagliato, Lucchese, c'è Meli, Lucchese apertura, Meli può calciare, Meli con la punta, forse penso con il collo interno, che è stata la soluzione migliore. Poi Cignani, e va bene così perché finisce la partita, vince il Palermo Futsal Club contro il Dorottolo San Vincenzo 8-4, soffrendo tanto ma portando a casa la partita. Noi come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto, vi ringrazio ancora.